Vorrei che fosse chiaro che il problema delle borse di studio e del diritto allo studio, malgrado il suo impegno, continua a permanere. Se mi arrivano 2.400 domande e io riesco a soddisfarne poco più della metà, lei capirà, Assessore, che c'è un problema strutturale che finisce per generare diseguaglianze, perché ovviamente solo i figli di chi può permettersi una residenza a prezzi non calmierati o non garantiti dagli enti strumentali per il diritto allo studio potrà accedere all'università. Chi invece non se lo potrà permettere dovrà cambiare i propri progetti di vita. Ecco perché ho fatto questa interrogazione, perché chiedere una maggiore attenzione per gli alloggi per gli studenti non è soltanto una richiesta per favorire o sollecitare le organizzazioni studentesche, ma è la necessità di garantire un presidio che ci aiuti, ci garantisca la riduzione delle diseguaglianze in una fase storica in cui lei sa meglio di me, Assessore, l'accesso allo studio e la possibilità di frequentare l'università è uno degli strumenti di cui possiamo disporre per provare a riattivare l'ascensore sociale fermo da troppo tempo in questo Paese e in questa Regione. Dunque non sono soddisfatta della risposta e continueremo la nostra battaglia perché questa Regione possa garantire maggiori alloggi agli studenti e un maggior diritto allo studio per tutte e per tutti. Grazie.